Il Consiglio dei Ministri dovrebbe approvare oggi il piano di ripresa e resilienza, una bozza di oltre 300 pagine con dentro quattro grandi riforme, tre priorità trasversali di sostegno a giovani, donne e sud, previsti 30 grandi infrastrutture di ricerca e uno di eccellenza per le epidemie. Non pare tutto scontato per le forti e vibranti tensioni politiche all'interno della maggioranza di governo. Stop a quota 100, 228.000 nuovi posti per gli asili nido, accesso snello, semplificazione digitale per la pubblica amministrazione, la laurea varrà già come esame di Stato, previsti 25 miliardi per i treni veloci, nessuna proroga per il super bonus che si concluderà nel 2023. La bozza prevede che il 40% delle risorse vadano al sud, il 38% a progetti verdi e il 25% a progetti digitali. Quattro importanti riforme della pubblica amministrazione, della giustizia per la concorrenza e le semplificazioni. Un decreto servirà a snellire le norme con una supervisione centralizzata a Palazzo Chigi e misure snelle e veloci per rendere rapide le autorizzazioni. Altro decreto servirà per le assunzioni nella pubblica amministrazione che rafforzeranno l'attuazione del recovery. Il terzo decreto per definire la governance e la cabina di regia a Palazzo Chigi. Si prevede un rafforzamento degli uffici della Presidenza del Consiglio che coinvolga le amministrazioni coinvolte, gli enti locali e le parti sociali. Previste misure di 6,7 miliardi per le rinnovabili, internet veloce, 25 miliardi per la rete ferroviaria veloce e 228.000 nuovi posti negli asili nido.